La sanità del Veneto resta un'eccellenza grazie ai medici, agli infermieri, agli operatori, a tutto il personale che risponde alle esigenze dei cittadini senza guardare a orari, paghe e organici. Ma c'è un ma ed è un ma grande così. È quello delle liste d'attesa che in tutta la regione costringono i veneti ad aspettare mesi, a volte anni, una prestazione che non arriva mai. La bacchettata giunge a chi organizza la sanità in Veneto proprio dagli alleati di governo. Delle criticità ci sono rispetto a grandi eccellenze, quando sono la grande interventistica, l'emergenza urgenza, insomma, quando c'è la fase acuta il Veneto risponde benissimo, sulle liste d'attesa battiamo in testa. La gente aspetta, telefona e spera, però quando non ci sono date, quando non ci sono risposte alle domande dei cittadini, l'unica soluzione è andare privatamente, per chi può permetterselo. Un dato, la Regione Veneto, la sanità regionale pubblica veneta cuba 12 miliardi. I veneti nel 2024 hanno speso di tasca loro 3,9 miliardi per prestazioni privatistiche. Quindi è chiaro che c'è anche chi lo sceglie perché ha la possibilità, ma molti sono quelli che non trovando in tempo utile la prestazione nel pubblico se la pagano. Questo non è ammissibile. E la soluzione qual è? C'è bisogno di utilizzare bene le risorse, di comprare prestazioni, perché comprare significa che la Regione, che è l'ente che governa questo fenomeno, compra le prestazioni che le servono, le compra dall'ospedale pubblico di Bassano anziché da quello di Vicenza, anziché dall'ospedalità privata convenzionata, compra prestazioni. Alla fine l'importante per Forza Italia è portare a casa il risultato, la prestazione, l'abbattimento delle liste d'attesa. Come diceva Deng Xiaoping, l'importante non è di che colore sia il gatto, l'importante è che prenda il topo. La prestazione ai cittadini non interessa che gli venga erogata nei tempi utili pagando il ticket. Più chiaro di così? Un esempio che potrebbe chiudere benissimo questa intervista, ma sentite che giudizio da Forza Italia della sanità in Veneto. Chiudiamo il cerchio. Gli ultimi 5 anni di sanità nel Veneto, come li definisce in poche parole? Immobili, nel senso che la Regione, che ha competenza già adesso, al di là dell'autonomia che arriverà prima o poi, la Regione ha competenza esclusiva in materia di organizzazione sociosanitaria. In materia di organizzazione sociosanitaria la Regione Veneto negli ultimi 5 anni non ha riorganizzato, non ha programmato, non ha fatto grandi realizzazioni e quindi siamo rimasti fermi.